Una nota di critica ci arriva dal vicepresidente Di Rosa dell'associazione Codacons che afferma che qualcosa non va, considerando anche il dissesto in cui versa il comune di Agrigento. Per Di Rosa si va dalla Sagra del Grano alla presentazione di libri già effettuata almeno 3 volte ad Agrigento per arrivare ai progetti simpaticissimi. Sarà un caso, ma una grande percentuale delle richieste di patrocinio sono arrivate direttamente al comune negli ultimi giorni di luglio. Non serve per Di Rosa aggiungere altro, se non che non si vedevano queste cose da tempo. Relativamente alla concessione di contributi da parte del Comune con i fondi della tassa di soggiorno, oggi vorremmo precisare una cosa molto importante. Nessun bando è stato pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Agrigento o una comunicazione di intenti. Nessuna associazione è stata avvisata, però guarda caso molte associazioni e tutte quasi nello stesso giorno, cioè il 30 luglio, hanno presentato dei propri progetti. Il Comune è anche così ricco da avere finanziato progetti per una somma superiore a quella richiesta da parte dell'associazione. Associazioni che ci risulta nella mattinata ci hanno già comunicato questo alcuni nostri amici. Alcune società di queste, associazioni di queste, che compongono addirittura la consulta del turismo. Qualcosa che non va c'è, qualcosa che non quadra c'è in questa situazione. Un comune che ha il dissesto finanziario, un comune che ha il default, un comune che non ha fondi per finanziare attività rivolte al turismo con gli stessi fondi della tassa di soggiorno, sperpera circa 150.000 euro in attività che partono dalla presentazione del libro ed arrivano alla Sagra del Frumento.